La vicinanza di queste persone è stata indispensabile per far superare un momento in cui da amministratori poi non si sa esattamente nemmeno cosa fare. Credo che sia importantissimo, e poi l'abbiamo visto con gli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto, però non abbiamo visto dei morti, e questo sta a significare che la presenza e l'informazione costante è una cosa determinante per affrontare situazioni di pericolo soprattutto. Io sono entrato nel corpo tanti anni fa, oggi le attrezzature, le apparecchiature, le macchine, le dotazioni degli soccorritori sono notevolmente migliorate rispetto a quelle di una volta, è migliorata anche la qualità delle costruzioni, delle strutture, e quindi viviamo in un mondo molto migliore. Certo, poi le calamità continuano a succedere perché la natura è più forte dell'uomo e quindi vuole le sue regole, ma le assicuro che sono migliorate molto le condizioni di lavoro del personale. Visto gli eventi che sono successi, si dimostra che l'autodifesa è importante. L'agente di montagna ha dimostrato anche questa volta di vivere ancora questa esperienza, di questa cultura, e sapersi difendere e autoproteggersi. Chiaramente nelle grandi emergenze l'intervento della protezione civile, dei vigili del fuoco, del soccorso tecnico urgente è fondamentale per un'azione di coordinamento e un'azione anche di ripristino delle condizioni antecedenti l'evento. La consapevolezza dei cittadini aiuta tanto la sicurezza, quindi è importante organizzare serate come queste, perché anche partecipando a incontri come questi si può imparare e quindi acquisire maggiore consapevolezza dei rischi. Questo porta ad una mitigazione del rischio e quindi a limitare le conseguenze in caso di eventi emergenziali. Una serata come questa qua ci aiuta a pensare e a riflettere. La materia tecnica è una materia complicata. Questa sera ci aiuta a portare, con l'aiuto del libro di Stefano Zanut, dalla tecnica all'umanità. Come la pensavano? Cosa c'era nel cuore di questi tecnici preparatissimi nel momento dell'emergenza, e come reagiscono di fronte ai problemi a volte anche insormontabili? E questa la cosa più bella di questa serata. Descrivere il lavoro dei vigili del fuoco attraverso la testimonianza dei vigili stessi. Molto spesso sono gli altri che parlano dei vigili del fuoco, ma chi si trova a respirare la polvere di una casa crollata, a toccare e a parlare con le persone, difficilmente può essere descritto da un cronista che sta lontano, che vede quello che succede ma non prova molta emozione. Nei media il vigile del fuoco è il soccorritore per eccellenza, è una sorta di superuomo, è una sorta di supereroe nell'immaginario collettivo, ma i supereroi hanno superpoteri, i vigili del fuoco no, sono uomini.